Conferenza stampa stamani del sindaco della città Marco Zambuto per fare chiarezza su quanto accaduto in questi giorni in città. Diversi gruppi, infatti, quelli della Lettonia, Bulgaria e Giappone, sono arrivati ad Agrigento convinti di partecipare alla sagra del mandorlo in fiore che, come tradizione, si è sempre tenuta la prima settimana di febbraio. Ma quest'anno le cose sono andate diversamente. Zambuto si è recato in procura a presentare denuncia contro ignoti in quanto falsi inviti a sua firma sono partiti su carta intestata del comune senza lo sta bene dell'amministrazione. Un fatto sicuramente grave che ha messo in cattiva luce la nostra città. C'è un documento di cui sono venuto in possesso, di cui ho disconosciuto l'autenticità e ho denunciato che venga scoperto l'autore di questo falso, venga accertata la responsabilità penale. A seguito di questo fatto il danno all'immagine della città è un danno enorme. Ho già preannunciato la costituzione di parte civile del Comune di Agrigento per il risarcimento del danno all'immagine che questa vicenda ha scaturito e che questa vicenda ha portato alla città. Quindi lei esclude che ci siano stati contatti, che lei abbia dato delle deleghe a alcuni organizzatori per invitare i gruppi? Allora, dobbiamo fare chiarezza, ma chiarezza estrema. Firmare le carte al posto del sindaco, fare atti mettendo logo del comune e quindi riproducendo la volontà del comune è un reato, è un falso. Altra cosa è dire prendi i contatti, contatta la disponibilità, altra cosa è commettere dei reati firmando carte al posto dell'amministrazione comunale, riproducendo quasi identicamente documenti come se venissero da parte dell'amministrazione comunale. Questi si chiamano reati. Certo che la nostra città non ha avuto una buona immagine, insomma tutta la stampa ne ha parlato in maniera negativa. Su questo ho già preannunciato che una volta accertata la responsabilità penale noi ci costituiremo parte civile per il risarcimento del danno all'immagine che questa vicenda ha creato. Questa non è una vicenda che è stata creata dall'amministrazione comunale, che è stata creata dalla città. Qua c'è stato qualche benpensante che sempre poi artatamente, strumentalmente pompato da un punto di vista politico ha ritenuto di volere fare una bravata non comprendendo il danno che faceva e che ha fatto alla città di cui ne risponderà.